Sesto posto lontano ma non irraggiungibile per l'Atletico Tormarancia che adesso, oltre a vincere, dovrà seguire da vicino le partite di Golbet e Bar Cristal in una corsa forsennata per accaparrarsi l'ultimo slot disponibile per i playoff. L'avversario della 21esima giornata di Serie A è una Steaua 2005 che ormai non ha più nulla da chiedere alla massima serie, se non, ovviamente, chiudere la stagione con 2 vittorie. Amici di Fanner, Circolo Sportivo Sport City, Atletico Tormarancia, Steaua 2005. No, hai capito che per il sacco di calci oggi gli date il calcio all'11 appena inizia arriverà. Oh! Vediamo che dobbiamo fare, Portiere a posto? Primo pallone del match controllato dalla Steaua 2005 maglia rossa-blu. Per i ragazzi di Mister Adrian risponde Atletico Tormarancia, oggi completo scuro, maglia nera con inserti rossi e bianchi. Subito pallone giocato bene in avanti per la Steaua, la può portare il capitano Vallu in percussione, arriva lo scarico, il pallone poi subito giocato verso l'interno dell'area di rigore, di pochissimo fuori, partita bene la Steaua con un buon piglio. Turno adesso dell'Atletico Tormarancia, pallone in avanti, arriva il tocco per Palombi, subito anche il primo squillo anche dell'Atletico Tormarancia, conclusione di Palombi, alta sopra la traversa, molto alti i ritmi in questo avvio. Pallone buono giocato da Rotario, la porta numero 21 fermato da numero 8 Loreti. Tocco per Boninsegna, c'è spazio per lui per portare il pallone per Demofonti, toccato numero 11, il fallo battuto subito per Palombi. Laurenti, l'imbucata ancora al centro, palla allontanata dalla difesa col pressing poi di Laurenti, riesce a giocare in avanti la Steaua, sempre Marian in avanti, tocco di ritorno per lui, si dimentica del pallone, allora Loreti al lancio intercettato, pallone che schizza buono ancora per Rotario, ancora un pallone fallo laterale, anticipo Tormarancia, allora Loreti per vie centrali, prova lui a passare, costretto Laurenti a portare un po' in giro il pallone, a scaricarlo infine sulla sinistra. Ancora Demofonti. Tocco di ritorno per lui, attenzione questa manovra che non si concretizza per l'Atletico Tormarancia, il tiro dalla distanza sul quale Gepi può metterci i guantoni, far ripartire Boninsegna, poi Loreti e Demofonti, si distende l'Atletico. Ancora Palombi. Boninsegna largo, riesce ad andarsene il numero 2, sguardo al centro per il cross che arriva adesso, un po' arretrato sul limite dell'area di rigore, intercetta Dumitru. Porta avanti il pallone per poi regalarlo agli avversari. Ancora Loreti, tocco in avanti. 3:30 sul cronometro. 0-0 per ora. Sventagliata per Boninsegna che tenta
Aggancio complicato, riesce solo a toccare il pallone, però Gli lascia troppo spazio, Franco. tocco per Giai, attacca Palombi, lancia in avanti a cercare Rotario, Marian però che raccoglie, non passa al dribbling su Cornacchia, sarebbe stato 2 contro 2. Allora già dall'altra parte con Demofonti, lascia a Loreti, palla allargata poi sulla sinistra, Palombi. Rapida ad andare la Steaua, già in zona offensiva, buono il tracciante per il pallone, però troppo lungo per Rotario che non riesce nella corsa a tenere in campo il suggerimento del compagno. Attaccato Palombi, palla sempre però tra i piedi dell'Atletico. Di tacco si era inserito, attenzione, riesce a spazzare la difesa. Dumitru per vie centrali, Rotario, tocca ancora al centro su Ionescu, traccia ancora per Rotario, attaccato dalla difesa dell'Atletico, è arrivato un colpo parte il giocatore dell'Atletico, sarà calcio di punizione, quindi parte ora il calcio di punizione e la conclusione che si stampa sulla traversa. Parte l'Atletico, col brivido appena passato, tocco all'indietro su Gepi, passato tantissimo Palombi, incontro, attenzione al velo cercato da Demofonti per Loreti che si era inserito, no? Ci è caduto nella finta, però la difesa della Steaua, qui ancora una conclusione dalla distanza ribattuta, calcio d'angolo. Steaua con Dumitru pronto lui al corner, battuto basso, limite dell'area di rigore, non riesce a partire la conclusione, poi non riesce a partire neanche l'azione offensiva dell'Atletico Tormarancia. È sempre Steaua che ne approfitta, anche se qui il tocco centrale non è dei migliori, fase confusa con Rotario che riesce a giocare il pallone, poi conclude verso la porta avversaria. Lancio col pallone messo giù splendidamente per l'Atletico Tormarancia. Si torna dietro su Francioni, ancora un lancio in avanti. Attenzione al pallone recuperato ancora per l'Atletico, 2 contro 2, parte la conclusione e arriva il gol del vantaggio per l'Atletico Tormarancia, ottavo del primo tempo, 1-0. Gol di Demofonti, quindi dopo 8 minuti scarsi sul primo tempo si muove il risultato in questa sfida di Serie A, la 21esima. Qui attenzione a Rotario, prova lui ad andare in dribbling.
Palla su Palombi, attaccato da Marian, costretto a scaricare all'indietro. Benissimo Atletico Tormarancia a uscire in palleggio. Poi Loretti con l'appoggio ottimo sulla sinistra. Parte ancora una conclusione, stavolta liftata alta sopra la traversa. Finta e Giai che prova ad andarsene sull'out di destra. Cade a terra un avversario, pallone sempre tra i piedi di Giai. Marian va lui al destro. Si impenna troppo però la traiettoria, corpo all'indietro per il numero 10 della Steaua e palla che non trova lo specchio. Trova invece la rimessa laterale Atletico Tormarancia. Ancora Rotario. Ancora Steaua con il pallone controllato da Romi. Riesce a guadagnare anche rimessa laterale. Numero 15 della Steaua. Battuta adesso direttamente in area di rigore. Rotario si appoggia su Dobrin con la finta un po' rischiosa, riesce a liberarsi del pallone. Ancora al sinistro, stavolta cercato da Romi, potente, vicino anche al bersaglio grosso. Ancora un rilancio col pallone controllato da Giai. Romi al rilancio con Marian pescato tra le linee. Ancora Marian contro Cornacchia, va a terra il giocatore della Steaua e calcio di punizione. Destro battuto subito. Non è ancora col rilancio profondo. Ancora un pallone allargato su la conclusione, poi cercata dal numero 11 Ionescu. Ancora all'indietro con lo scarico di Bussone, poi Loreti, palla per Francioni e poi Palombi trovato con l'1-2 di Demofonti, di ritorno poi il pallone non torna tra i piedi del numero 10, sarà calcio d'angolo Atletico. Salgono le torri out, angolo però battuto indietro su Palombi che tocca il pallone e poi calcia di sinistro, la controlla il portiere, la palla scheggia anche il palo. Ancora un rilancio con Bussone che ci mette la testa, concede rimessa all'altezza di centrocampo la Steaua. Dobrin, tocco di ritorno buono in avanti, trovato Ionescu,
e Marian poi tra le linee che può accendersi con l'1-2 ancora Marian, e poi l'uscita del portiere non è finita perché Marian va a terra, per l'arbitro non c'è niente, sempre pallone incollato ai piedi per il numero 10 che poi scarica all'indietro, parte un gran destro e Geppi ci mette i guantoni. Ancora un angolo battuto arretrato con lo scarico e il tiro di Ionescu, è arrivato il pareggio della Steaua 1-1. Pareggio quindi della Steaua, 15° del primo tempo, su uno scarico da calcio d'angolo è arrivata alla conclusione che ha trovato il gol da ricostruire quindi il vantaggio per l'Atletico Tormarancia. Qui ancora un rilancio col pallone intercettato, ancora dei giocatori in maglia nera con Bussone toccato. Matteo, prossima Matteo! Pronto Palombi al calcio piazzato, gira il pallone con la traiettoria arcuata però sopra la traversa. Sta Laurenti in mezzo, Ancora Steaua con Dobrin, riuscito a allargare sulla destra, anticipo però su Dumitru, sempre Dobrin attaccato da Demofonti che gliela porta via, si rinnova il duello tra i due, palla per Palombi, vediamo se ha spazio per il tiro, appoggia su Bussone, ancora Atletico con il rilancio, facile per la difesa che può spazzare lontano a cercare Marian, anticipo di Francioni e destro dalla distanza, cercato da Laurenti. Pallone spazzato, attenzione qui a Francioni. Coboară Hagi în centru, coboară Hagi. Așa, bravo Hagi, bravo acolo, bravo. Rămâi Claudiu, rămâi, nu urca, rămâi. Așa, Romi, bravo. Rămâi, Laur, rămâi acolo, lasă-l pe ăla, lasă-l să primească acolo, rămâi acolo tu. Așa, cu fața la minge, cu fața la minge. Ancora Ieși acum, Laur, ieși Laur. pallone che può essere portato dall'Atletico, trovato benissimo in zona offensiva. Demofonti riesce a guadagnare calcio d'angolo, il numero 11. Arriva il pallone messo al centro, attenzione, lo allontana la difesa, poi il rilancio di Laurenti, palla parata da Francioni, poi Bussone, Cornacchia. Ancora Palombi fermato e il rilancio su Marian che può andare tu per tu col portiere, diagonale. Arbitru, hai, veniți încoace, facem un time-out, hai, veniți un pic. Hai, veniți. Laur, Gicu, hai că am făcut un time-out, hai, Vai, respirați. Nu vă gândi la reproșul, gândiți-vă cum să faci. Bravo, Laura. rămân.
Dacă vrei să pui eu, zi, dacă e obosit. Hai că urci eu dacă e. Bine, hai, nu-l băgați încă la urcă, mă. Forma să mă obosit prea tare. Bravo, bravo, hai. Bravo, bravo. Asta vreau de la Laura. Laura, bagă mai tare. Asta cu mine, te duci pe picior. Și mingea, încercați să cum ai prins tu? Da, da, așa. Nu, stai în centru, când ajungi mingea în centru, păi fiu în centru. Lasă la mine, lasă. Hai că e cornerul nostru, hai. Nu te interesează ăla care ajunge mingea din centru. Cum treci la mingea în centru. Hai, hai, bagă un parc. Hai, fiți atenți, corner noi, noi corner, hai. Unul rămâne aici, unul rămâne aici. Pe Coco în spate! Pe Coco în spate! Pe Coco tu! A nu știi cine-i Coco. Pe Coco! In campo dopo il time out col calcio d'angolo battuto da Steaua un po' malamente con Giai che ci ha provato a rimetterla in gioco sul secondo palo, tentativo però non è andato a buon fine e Geppi che riparte, si fa ripartire i suoi con il tocco in avanti di Laurenti che non riesce a passare le linee difensive della Steaua. Sì, vai di parte. Ionescu, tocco a cercare Dumitru, Bravo, bravo. palla in out e Laurenti che può di nuovo orchestrare questa azione offensiva per l'Atletico Tormarancia. Tocco tra le linee poi con Bussone, trovato all'altezza del centrocampo, vince un contrasto Bussone ma poi al sinistro. Sì, scusai, sì, bravo. Pallone, attenzione qui, cercato con Siamo 4 contro 4, il filtrante, siamo dalla parte opposta però con l'azione dell'Atletico Tormarancia. Minonna è tornato! Palombi anticipato dalla difesa, poi Buoninsegna riesce a mettere giù il pallone, alla fine scaricare su Geppi. Calm, respira, ma respira, lasă-l să urce, lasă-l să urce acolo, lasă-l să urce. Așteaptă. Ancora un rilancio con anticipo di Dobrin su Palombi. Daniele, sta a settembre, Daniele! Daniele, alla prossima si... La palla nostra ci sistemiamo un attimino, Ha toccat la lunga, ha toccato. Ci ha munito, grazie. Sì, ma guarda però, riguarda però. Hai capito? Perché ha toccato a lui. Lei ci ha munito, grazie. Așteaptă. Ancora un pallone toccato al centro da Romi. Coglie ancora il destro dalla distanza, cercato da Giai. Attaccați, lucrate! 3-3-1! Lasă-l acolo, lasă. Acum, ia-l în presiune, Claudiu, bravo. Și, Terra poi un Sì. ancora un pallone giocato per vie centrali su Ionescu. Claudiu, banda, nu ataca centru. Și cu Claudiu. Marian 1-2 con Marian che però era rimasto sul posto. Bostan non è riuscito a seguire le intenzioni del compagno di squadra. Allora Palombi, tocco centrale, attenzione all'anticipo di Laurenti poi che tenta il filtrante.
Guarda che terreno, bro. Grazie arbitro. Dietro il pallone. Grazie mille. Pappalombi lui con il destro, pallone deviato e poi la parata del portiere che si trova lì il pallone, riesce anche a bloccarlo. Ancora un rilancio col pallone messo giù. Bravo, non nemica, Romy. Romy. Pallone ottimamente toccato da Laurenti. Poi il destro tentato e ancora una parata del portiere in presa bassa. Chiamato un minuto di recupero. Vai, resiste un minuto, resiste. Pallone allungato da Boninsegna che poi con caparbietà prova a andarselo a riprendere. C'è il fallo su di lui. Ancora uno slalom, pallone che si impenna, lottato lì da Demofonti che non riesce poi a essere l'ultimo a deviare il pallone. Palombi a metterci una pezza, scarico su Boninsegna. Laurenti, il filtrante e poi di tacco il tocco trovato da Demofonti, un grandissimo gol per l'Atletico Tormarancia che torna in vantaggio 2-1.